Sto facendo colazione. Si vedono i segni sul muro. Manca un po' di colore in certi punti. Si vede, io lo vedo. Almeno è bianco. Almeno è bianco, non ci sono più quelle strisce così. Per fortuna. Ieri ho messo lo smaltino marrone. Cioè, bello. Semipermanente marrone. Bello, dai. Quest'anno sono proprio in fissa con questo colore. Ho comprato un copridivano marrone. Sono in fissa. E vabbè, è andata così quest'anno. Ieri ho fatto degli acquisti su Shein. E non erano previsti come acquisti in realtà, ma ho trovato delle cose che mi servono e che mi serviranno anche, non dico a brevissimo, ma comunque mi serviranno. E quindi poi ho visto altre robe. Comunque niente, volevo farvi vedere un po' il colore delle mie unghiette di adesso. Non ho messo nessun adesivo, nessuna decorazione, le ho volute tenere così, tinta unita, semplici. È un marrone che non mi dispiace, l'avrei voluto un po' più freddo. È un po' caldo come marrone, però secondo me sta bene. Pomeriggio ho intenzione di mettere via legna con Franz qua in Poggiolo, perché non abbiamo ancora finito. Abbiamo finito la terrazza, ho finito la terrazza, ma abbiamo ancora il Poggiolo da riempire. E quindi il programma di questo pomeriggio è sistemare questa faccenda qua. Così poi possiamo dire concluso il capitolo legna in questa casa, perché poi dovremo fare la legna per i suoi genitori. Quindi in realtà non è mai finita. Comunque è tutta un'altra cosa vedere il muro bianco, eh. Anche dai video che non si vedono più quelle brutte macchie. Bello. Che cosa stavi facendo? Kitty? Devi andare là dietro, vai. Vai, tanto c'è lo spazio, ci passate, solo che non riescono ad andare di là. Prima sì, perché non c'era niente, adesso ho messo il tapirulan lì dal muro e quindi non possono più fare il giro dietro. Comunque lascio tutto staccato dal muro per via dell'umidità. Purtroppo. Vero sì? Bello. Che bel misio. Ehi Pepe, cosa fai? Cosa fai? Ecco. Lui adora sto tappeto, cioè è proprio la sua vita questo tappeto. Di solito si arrangia da solo a fare così, adesso gliel'ho messo io, ma di solito si arrangia. E ti piace a te? Ah! Per fortuna che non ci arrivi dentro con le unghie. Lui è sempre che gioca, veramente. E tu? Tu sei sempre che aspetti il nulla. Lui vuole le coccoline. Ma io ci... È pazzo. Ti mantieni attivo, insomma. Vero? Ti mantieni un po' attivo. Cosa stavi facendo? Ha attaccato Pipo che è andato a salvarsi là sopra. Mi sono girata un secondo. È così, è come avere dei bambini, la stessa roba. Non ho altri aggiornamenti. Ciao bellissimo, principessino. Sei andato a fare un giro e sei tornato. Bravo. Oh, scusa. Vabbè, sempre che mi devi mordere però, Sempre che mi devi mordere, micetto. Oggi. Cosa c'è? Che cos'hai? Cosa non funziona nella tua vita? Ma non lo sai neanche tu. Non sai neanche tu cosa vuoi. Vero G? Non lo sai neanche tu cosa vuoi nella vita. Mordere. Quello è sicuro, vero? Vieni, dentro. Vieni dentro.
Non so, c'è un po' di pappa, non so perché non la vuoi quella. Guarda che non è secca, è nuova di ieri, ma non l'hai voluta mangiare. Vieni. Vieni, principessino, vieni. Prego. Vieni. Certo, Miccio, certo. Amore. Ah, come sei carino. Sì, sei carino, sì. Madonna. Vieni. Ma ce l'hai la pappa? Dai. Io non ti capisco. Oh, finalmente mangia. Merenda. Cosa fai? Il guardiano della porta del bagno. Sì. Vi faccio vedere un aggiornamento che è... Sai, qua si ribalta tutto. Anzi, la sposto proprio sta sedia, che così poi posso aprire. Questo mi serve, lo straccio. È ancora un po' umido, l'ho lasciato fuori tutta la notte, ma non è che faccia tutto sto caldo. Allora, aggiornamento. Ieri pomeriggio abbiamo lavorato come vi avevo detto e quindi aggiornamento degli aggiornamenti. Vabbè, questo è da lavare. Il corno qui non so dove metterlo, quindi intanto ce l'ho qua. Aggiornamento, un po' di legna. Ho riempito anche qua. Franza mi portava le cassette piene di legna e io le mettevo via. Ormai siamo una fabbrica, come si dice? Una catena di montaggio quando facciamo sti lavori. Pepe fa il guardiano, guarda il bastoncino, è come i cani. A lui basta dargli anche un pezzo di carta, con la carta igienica diventa matto. Fortuna non va a prenderla, per fortuna. Ma se gli do qualche pezzo, come i cani, disfa tutto. Bello. Questo è il prima, però devo dire che non è sporco il muro del bagno, quindi verrà comunque bene. E vi farò vedere il dopo più tardi. Ma non vi ricorda tipo Dexter? Non so se l'avete mai vista quella serie TV, io telefilm che adoro. Cioè, non ricorda Dexter questa cosa? E voilà! Queste sono 3/4 mani di colore. Più o meno ci siamo. Lì ho lasciato perché se no quello penzola e sporca il muro. Vabbè, devo sistemare. Comunque, questo è quanto. Questo lo metterò domani perché si sta asciugando che l'ho lavato. E lì devo aspettare a togliere perché devo ripassare l'angolo perché lì è rimasto scuro. Comunque, questo è il risultato. Ecco qua. E anche il bagno è fatto. Cioè, guardate come mi riduco io per pitturare casa. No, vabbè, anche tutto il braccio. E questo? Lasciamo perdere. Adesso mi faccio una doccia perché necessito di lavarmi assolutamente. Però sono contenta. Del bagno sono contenta, a parte quell'angolo stupido che la pittura proprio non attacca lì. È veramente umido quel pezzo là, però se no per il resto è venuto abbastanza bene. C'è qualche segno, ma l'importante è che sia bianco e che sia pulito. Poi per il resto di là ho già mascherato tutto, quasi tutto, così sono già quasi pronta per pitturare domani e non perdo tanto tempo. Ieri il bagno, che devo ancora ritoccare quell'angolo, e oggi invece questa stanza. E ecco qua, fatta anche questa, sistemata anche questa stanza. Adesso sto pulendo i vetri, adesso pulisco anche questi, gli do una passata, anche se non dovrebbero essere sporchi, ma do una passata ai vetri. Le tendine al momento le lascio su, ma sono da lavare, da dare una rinfrescata. E li devo riattaccare, non so dove ho messo le viti di quell'affare lì, del tappo lì, non so dove le ho messe. Vabbè, comunque le devo cercare.
e devo ricomporre quello. Poi niente, ho già pulito tutto il resto, mi mancano i vetri e il pavimento. Però siccome ho anche queste stanze aperte, sono entrata e uscita da queste stanze, vorrei dare una passata anche a queste due di nuovo e anche al bagno di nuovo. Non ho mai lavato così tanto il pavimento come in questo periodo. E qui mancano i battiscoppa, sì, li avevamo tolti, staccati, quando avevamo il problema delle formiche e poi non li avevamo più riattaccati, erano solo appoggiati lì. Quindi per il momento li riappoggerò lì, poi li attaccherò di nuovo. E basta, questo è quanto. Finalmente il muro è bianco, non ha più tutti quei segni qua, l'ho anche grattato. Oggi non ho registrato perché sennò avrei perso tanto tempo. Ho anche grattato il muro, ho stuccato alcuni punti che però non sono venuti bene purtroppo e ho grattato il muro dove c'erano dei rilievi insomma più evidenti, tipo là sopra. Ecco, quindi ho fatto anche quel lavoro lì e anche qui. Qui ho deciso di non mettere più l'appendiabiti, l'appendino, perché primo si sporca tantissimo il muro, secondo quando entro in questa stanza non mi piace vedere tutta la roba appesa lì, così a vista, non mi piace, mi dà proprio fastidio visivamente e allora ho deciso di togliere e quindi ho stuccato anche lì, infatti non si vede, a occhio nudo si vede, però dal video non si nota. Comunque ho stuccato anche lì e via, dai, do una pulita a questa stanza e poi a tutte le altre, quindi sbatto i tappeti, devo rifare il letto, devo fare un po' di cose, quindi mi metto all'opera di nuovo. Che tramonto che c'è stasera. Comunque ho finito il corridoio, ho notato che è rimasto un po' grigio in un pezzo di angolo, c'è un po' di grigio, si vede che non sono passata bene. Vabbè, comunque ho fatto anche il corridoio, pulito tutto bene e ricomposto. Ho pensato di fare un cambiamento, un ulteriore cambiamento e magari domani lo farò, però non adesso perché sono stanca morta, quindi mi sa che lo farò domani. E che bello anche adesso. Peccato che qua non lo vedo bene il tramonto, purtroppo. Sarei dovuta andare un po' più in alto, dove c'è il cielo più libero. Qua non si vede tanto. Vabbè. Comunque, oggi pioggia tutto il giorno, ma io l'ho dedicato a sistemare, a imbiancare casa, a sistemare, quindi l'acqua del pavimento non è venuta soltanto sporca, ma perché avevo praticamente appena pulito, quindi cioè l'altro giorno avevo pulito il pavimento, era comunque sporco, quindi io non capisco come faccia a sporcarsi così, dato che non entriamo con le scarpe. Probabilmente perché ho imbiancato, ho fatto polvere, probabilmente per quello. Vabbè, comunque sono contenta, sono soddisfatta. Un'altra stanza è fatta, un altro pezzo di casa concluso. Vado dentro e mi faccio qualcosa per cena e basta. Ah, gli uccellini, ma quanti, sono contentissimi. Domani non imbiancherò niente, domani riposerò. Era ora. E poi magari riprenderò.